Antonio Palmas ha 30 anni, vive a Villanova Monteleone ed è un giovane agricoltore con il sogno di poter lavorare nei campi, attualmente in stand-by per via dei fondi regionali bloccati. Qual è la sua storia come agricoltore? Quando nasce questa passione? Diciamo che io studiavo in ingegneria, poi data la situazione in edilizia un po' traballante ho deciso di intraprendere questa nella carriera in campagna, però con tutte queste agevolazioni diciamo che c'erano per questi giovani imprenditori, però purtroppo diciamo che per ora stiamo ancora aspettando. Nella sua famiglia ci sono degli agricoltori? Sì, l'azienda ce l'aveva prima mio nonno e poi è venuto a mancare lui, per non lasciare andare l'azienda abbiamo deciso di continuare in questo campo. Un'azienda che si occupa di cosa? Bovini. Lei quindi ha scelto, anziché una carriera magari in giacca e cravatta, una carriera in abiti più semplici, tra virgolette, e anche più sporchi del lavoro dei campi. In una Sardegna nella quale molti giovani sono partiti e c'è un fuggi continuo verso l'estero, lei invece sceglie di rimanere. Come mai? Io scelgo di rimanere perché comunque sia avevo il terreno, avevo un'impresa che era già avviata, mi sembrava, cioè mi dispiaceva lasciarla andare, lasciarla perdere così diciamo, però diciamo che ci stiamo trovando un po' spiazzati. Per il fatto che comunque mancano queste agevolazioni, questi fondi. Sì. Qual è quindi il consiglio che lei si sente di dare a un altro ragazzo o ragazza della sua età che magari sta pensando di lasciare la Sardegna per trovare fortuna altrove? Diciamo che se c'è la possibilità comunque sia di avere, che uno ha il terreno suo e ha la possibilità di coltivarlo, cioè, è un peccato lasciarlo andare così, però non lo so, diciamo che qua siamo entrati perché c'era questa possibilità di avere agevolazioni e tutto quanto, però ti ritrovi ad aver speso e aver investito un pochettino senza essere con le spalle coperte diciamo, e adesso niente, si va avanti e si continua su questa strada.